Agrigento e Favara tornano oggi a conferire i propri rifiuti a Siculiana. Stop, almeno fino al 22 ottobre, ai lunghi e dispendiosi viaggi giornalieri per la discarica di Coda di Volpe a Lentini. La disposizione del Dipartimento regionale riguarda anche Porto Empedocle, ma in questo caso la situazione è diversa. Il comune empedoclino, infatti, è debitore nei confronti del gruppo Catanzaro che gestisce l'impianto di Siculiana per circa 1 anno e 4 mesi di fatture arretrate. Proprio a Porto Empedocle la raccolta dei rifiuti è ferma ormai da 1 settimana. I cumuli di spazzatura, come già abbiamo documentato, si stanno trasformando in montagne. La speranza delle sigle sindacali che si stanno occupando della vertenza, degli operatori ecologici empedoclini che reclamano 7 mesi di stipendio e che la prefettura torni ad occuparsi del caso Porto Empedocle. Una qualità del servizio, quello dei rifiuti, che non coincide con i costi. A tuonare la Federconsumatori che denuncia tassa sulla spazzatura troppo alta. Ilenia Capodici, presidente dell'Associazione Consumatori di Agrigento, aggiunge: poco o nulla è stato fatto in questi anni in termini di economie di scala in materia di rifiuti. Le città sono sempre più sporche, i mezzi utilizzati dalle ditte sono obsoleti e la politica in tutto questo non è stata in grado di intervenire in modo incisivo. Ed ancora, sottolinea Ilenia Capodici, il licenziamento del personale non è una soluzione, non la condividono neanche i cittadini, in quanto non risolverebbe il problema né in termini di costo del servizio né in termini di qualità del servizio stesso. Eppure ad Agrigento, continua Capodici, si paga una tassa sui rifiuti abbastanza alta. Basti considerare, ad esempio, che la spesa media annua della tassa sui rifiuti Tari 2016 della famiglia tipo composta da 3 persone in un appartamento di 100 metri quadri è di circa 385 euro.